Minacce, insulti vari e offese. Il popolo della rete non ha dimostrato solo infinita solidarietà per Gino ed Elena Cecchettin, ha pure mostrato il lato violento che lo caratterizza, vomitando addosso alla famiglia di Giulia e alla stessa ragazza uccisa cattiveria e ignoranza. Ma ora padre e sorella della studentessa assassinata l'11 novembre non porgono più la guancia e hanno denunciato gli hater che in questo mese hanno riempito di odio nei loro confronti la rete e i social. Ma denunciano anche chi, come il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, prima in forza alla lista Zaia e ora nel gruppo misto, aveva pubblicamente messo in discussione il dolore di Elena, tanto da insinuare che fosse una satanista. Quindi non solo un mare d'affetto e solidarietà, come fa sapere in una nota Stefano Tigani, avvocato dei Cecchettin, la famiglia di Giulia ha già presentato 2 settimane fa 2 denunce per gli insulti sul web nei confronti della studentessa uccisa dall'ex fidanzato e per le minacce ricevute. A portare il padre di Giulia alla polizia postale è stato lo stesso avvocato Tigani che ieri ha confermato la scelta dei Cecchettin. Una querela per diffamazione a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio rivolti a Giulia via web. Una seconda querela per diffamazione è stata fatta invece da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale ed ex consigliere della lista Zaia, Stefano Valdegamberi, che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia ha simboli satanisti e fa la recita. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 11 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'odio e le minacce web contro i Cecchettin, denunciati gli hater e Valdegamberi, consigliere regionale eletto nella lista Zaia, ora componente del gruppo misto. Querele per diffamazione presentate dall'avvocato dei Cecchettin dopo post e commenti offensivi verso la ragazza Giulia Cecchettin e i suoi familiari. Il consigliere regionale in particolare si era scagliato contro la sorella Elena dicendo a simboli satanici. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Carlo Mion, ma se ne parla anche sul Gazzettino di oggi. L'articolo è di Raffaella Trolli, vediamo il titolo: Giulia, insulti e minacce al padre e alla sorella, Gino in TV, dite ti amo. Si scatenano gli hater contro la famiglia, Cecchettin che fa partire le prime querele. Nel frattempo c'è il messaggio del papà della 22enne: io voglio ancora amare, non odiare. La volontà è quindi quella di creare una fondazione per combattere i femminicidi. A febbraio sarà assegnata la laurea a Giulia Cecchettin. Invece c'è la foto sulle pagine del Gazzettino di Gino Cecchettin nello studio di Che tempo che fa con Fabio Fazio. Il papà di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato, si è rivolto ai maschi: dite alle vostre mogli, alle vostre compagne ti amo, ditelo spesso. Dell'impegno del padre di Giulia Cecchettin si parla anche sulle pagine quotidiani del gruppo NEM. Torniamo quindi da quelle parti. L'articolo è di Eugenio Pendolini: il mio impegno continua, ci sarà una fondazione nel nome di mia figlia Gino Cecchettin, papà di Giulia, ieri ospite di Fabio Fazio Che tempo che fa. Il problema del patriarcato è serio e va affrontato in maniera drastica, ha detto. Mi ritrovo senza una moglie e una figlia, ma con la possibilità di gridare che bisogna fare qualcosa. La rabbia sono riuscito ad azzerarla perché volevo essere come mia figlia. Queste alcune delle parole usate ieri da Fabio Fazio da parte del padre di Giulia Cecchettin. Ma adesso voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo a Venezia per una notizia di attualità, riguarda il Canal Grande colorato di verde. Abbiamo visto tutte le immagini nel corso del fine settimana. Stangata a 5 ecologisti, foglio di via per 4 anni. Gli attivisti di Extinction Rebellion per 6 ore in questura, anche 3 studenti di Ca' Foscari colpiti dal provvedimento. L'articolo è di Giampaolo Bonzio per il Gazzettino di oggi. Gli universitari banditi da Venezia annunciano che faranno ricorso.
Parla una di loro: queste denunce sono un chiaro tentativo di intimidire e isolare chi esprime il dissenso. Dall'altra parte il comune ribadisce la linea dura: stop tolleranza, la città non è un circo. Ma del resto a Venezia c'è invece chi difende i manifestanti, non sono vandali. Dicono: il Gazzettino pubblica le foto del Canal Grande colorato di verde, le foto degli striscioni esposti dai manifestanti e un cartello con scritto azione diretta non violenta in corso. Del resto proprio di questo si è trattato, un'azione appunto non violenta, con l'utilizzo di una vernice ovviamente non inquinante, che è stata un liquido verde che è stato versato in Canal Grande a Venezia. Vedremo quali saranno le prossime azioni del gruppo Extinction Rebellion. Nel frattempo voltiamo pagina per occuparci della politica regionale. Una notizia flash: le scelte della maggioranza, quindi il dibattito all'interno del centrodestra. Alle regioni candidiamo i governatori uscenti, ma niente terzo mandato, lo dice Antonio Tajani, vice premier e in qualche modo capo di Forza Italia. Per il sì italiano al MES non basta l'intesa sul patto di stabilità, ha detto anche, appunto, lunga intervista rilasciata al Gazzettino. Ma soprattutto alle amministrative il centrodestra rispetterà la prassi seguita fino ad oggi, dice Tajani, che in particolare chiude la porta alla possibilità di terzo mandato, che ricordiamo per Zaia sarebbe il quarto mandato da presidente della Regione Veneto, quarto mandato consecutivo, unico in Italia. Infatti Luca Zaia ad essere già attualmente al terzo mandato grazie a una tardiva approvazione di una legge regionale che recepisce il limite dei 2 mandati deciso a livello nazionale. Negli scorsi mesi Zaia aveva sperato una possibilità di ottenere appunto un ulteriore prolungamento, ma pare che la possibilità stia sfumando, e di certo queste dichiarazioni del vice premier di Forza Italia Antonio Tajani sono un ulteriore tassello che va a complicare la partita per Zaia e per gli altri presidenti di regione che sperano in un ulteriore mandato in una sorta di deroga. Voltiamo pagina, ancora un'altra notizia. Qui si parla ancora del presidente della giunta regionale del Veneto, in particolare le sue dichiarazioni sul Bob di Cortina sono state riprese dai quotidiani locali di oggi. Bob: Zaia rilancia Cortina, costerà meno del previsto. Mercoledì il ministero renderà noti il progetto Light e l'investimento per la pista Monti. Questa è Alda Vanzan sul Gazzettino. Vediamo anche i quotidiani del gruppo NEM. Bob: Zaia è fiducioso, il progetto Cortina bis prevede costi inferiori a quanto già stanziato. Il presidente della regione torna sulla scelta finale per la realizzazione della pista. Per noi è irrinunciabile, dice Zaia. Il 13 il Ministero delle Infrastrutture dirà se è sostenibile. Francesco Dalmas sui quotidiani del gruppo NEM. Ma andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con le ultime notizie flash. La prima sempre dal Bellunese. Da Cortina a Falcade l'industria dello sci comincia col sorriso, 500.000 passaggi, ponte dell'Immacolata da tutto esaurito sulle Dolomiti, ma il caos viabilità rischia di vanificare i nostri sforzi. Dissolti i dubbi della vigilia, la gente ha voglia di montagna. Qui ovviamente sono le parole degli operatori turistici del Bellunese. Traffico in tilt nel Bellunese dopo il ponte record. Domenica da Bollino Nero, 5 ore per coprire 35 km, lunghe code fin dal mattino sulla Gordina e in discesa da Cortina, Auronzo e Zoldo. Questo per quanto riguarda appunto il primo weekend lungo sulla neve. Gli articoli sono di Alessia Forzine e Francesco Dalmas sui quotidiani del gruppo NEM. L'ultima notizia di oggi invece la troviamo nuovamente sul Gazzettino, riguarda il gusto, il cibo. Pandoro, Chioggia e Pordenone sono le nuove capitali. È di Daniele Scarpa il miglior dolce 2023 alla pasticceria Nellis della seconda città della laguna, Chioggia appunto.
Un dolce natalizio che si identifica con Verona, il Pandoro, ma da tempo si produce con eccellenti risultati anche nel resto d'Italia e quindi i migliori si mangiano a Chioggia e Pordenone secondo il Gazzettino, qui l'articolo è di Claudio De Min. Per oggi è davvero tutto, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Sveglia Veneto torna domani, nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.